Buonasera e benvenuti, siamo al Momento Critico, la nostra rubrica cinematografica con un esperto d'eccezione, il critico Vianeo da Mestre. Buonasera. Ehi là! In che cosa consiste il suo lavoro, il critico cinematografico? Cosa fa? Ma il mio è un lavoro difficile, sai, io vado al cinema, guardo il film e dopo finire il film tacco a dire ma te fa un film sto qua? More, regista, cambia lavoro, ma te fa possibile? Mi te fa un bel film, mi fa una buiata. Quindi lei guarda il film e critica. Secondo te sono critico cosa fare? Giusto. Critico no, Chiarissimo, chiarissimo. Ma allora concentriamoci, andiamo a raccontare ai nostri telespettatori alcuni grandi classici del cinema mondiale. Partiamo da un horror, Non aprite quella porta, trama. Un ragazzo apre una porta nonostante il titolo del film fosse abbastanza chiaro. Mi pare che mi critica. E ora se ti vuol fare quello che ti vuol dire, nonostante il titolo stesso del film ti dica che non ti puoi farlo, e ora fa il fenomeno, se è giusto che dite coppa. Oi, fenomeno! Bravo, bravissimo, bravissimo. Altro film, sempre horror, L'esorcista, trama. Sì, qui una bimba Sì? urla, vomita, fa casini in casa, si attacca al lampadario, per calmarla deve arrivare un prete. Ah, critica. Se è incredibile, cosa che non fa il puteo pur di avere una PlayStation. Guarda, è incredibile. Davvero incredibile. E cambiamo genere però ora. Un grande classico degli ultimi anni, Into the Wild, trama. Un giovane ragazzo decide di abbandonare la città per andare a vivere nella natura selvaggia. Alla fine muore. Critica. Poteva stare a casa sua, ti fa beh. peso del fenomeno e prima che versi le porte e ora con chi abbiamo a che fare, muore. Illuminante, illuminante. Allora ringraziamo il critico Vianeo da Mestre e alla prossima puntata con Momento Critico. Io mo da aspettare ancora tanto sto dottore che mo aspettare. Nonno, cogà finito il venierà un Dico che attimo. finito venirà. Che numero gatto ti po' priorità? Sì, che numero gatto ti? Lascia stare a gente per piacere, guarda, mi scusi. Mi scusi. Ti pare che disturbo? Ho fatto una domanda. Non sta a disturbare, Non sta a Tasi. disturbare. Che il signore, ma mi tocca se ho mai disturbato qualcuno da dottore. E sarà in ferie. Faremo. I problemi che hai già. Che là sei colorito brutto che sei. Ma Cosa perché? ti sei capitato? No. Ma ti ha detto? Cosa hai detto? No, veramente sono qui per ritirare una ricetta per mia madre. È colpa mia se pare, ma è Senti, nonno, Tasi, un attimo, per piacere, sta zitto, sta muto. Tasi. Aspetta e Tasi. Se Tasi. che fosse una pastiglia per farti star zitto, te la daria, va. E vedi, farmacia la pastiglia per farmi tasire. E Cosa? vedi, farmacia. Cosa sei? E si chiama Biochetasi. Tasi! E si chiama Maria Bisogna che te tasi, ma no, che stava tutta scritta sulla scatola. E ora la chiama Biochetasi. Per quello che c'è scritto compressa. Ma moi che?